Solo in Veneto sono circa 5.000. Sono i lavoratori invisibili, un esercito di uomini e donne che da quando è scoppiata la crisi del coronavirus non lavorano e che sono stati esclusi da tutti i decreti di sostegno economico emanati dal governo. Si sentono emarginati, abbandonati, discriminati, invisibili per l'appunto. Ellen Grendene è di Jesolo, già rappresentante dei lavoratori del litorale, ha allargato la sua battaglia a tante altre persone in crisi come lei. Io mi batto per portare avanti le istanze e le necessità dei lavoratori a tempo determinato, di varie categorie, non del turismo, e di tutti i lavoratori del turismo che a causa dei vari paletti messi dall'INPS sono stati esclusi dagli aiuti, inoltre di tutti coloro che hanno terminato il proprio rapporto di lavoro nel 2019 e non sono stati più ricollocati. Lavoratori invisibili senza aiuti da marzo 2020 è il nome che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni di un gruppo pubblico su Facebook che conta già 800 iscritti che si stanno organizzando per fare massa critica, probabilmente l'unico modo per riuscire a farsi ascoltare da istituzioni che loro vorrebbero solidali verso i più deboli. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Le nostre rivendicazioni sono rimaste inascoltate fino a ieri. Per fortuna una senatrice ha preso a cuore il nostro problema e proverà a portare le nostre istanze alla ministra Catalfo e agli organi competenti. Siamo sicuri del fatto che le cose cambieranno.